Amici, buongiorno, bentornati allo scrigno del calcio, mi avvicino anche per non cadere. Allora, intanto vi ringrazio per avermi ricordato questa storia che arriva da voi e che è la mancata partecipazione dell'Olanda ai mondiali del 2002. Allora, facciamo un attimo di chiarezza, più che altro per capire il contesto, perché guardando magari superficialmente il video si dice, vabbè, chi se ne frega, in fondo l'Olanda non ha partecipato nemmeno ai mondiali del 2018, cioè non è la prima volta che questo sia accaduto. Non aveva partecipato ad esempio ai mondiali dell'82 dopo due finali consecutive nel 74 e nel 78. Sono contesti diversi. Nell'82 ha fatto chiaramente clamore la mancata qualificazione dell'Olanda, c'erano meno squadre partecipanti, a giro era possibile che sbagliando qualcosa nelle qualificazioni una grande non arrivasse alla fase finale. Nel 2018 non era proprio il momento di splendore più grande del calcio olandese, per cui ha sorpreso, ma non quanto altre volte, non quanto ad esempio nel 2002. Perché? Perché l'Olanda, affidata a Louis van Gaal, che è un po' uno dei guru delle panchine in Olanda, arrivava da Euro 2000, che aveva ospitato insieme al Belgio e in cui era stata la grande favorita e che francamente non aveva raggiunto la finale soltanto perché gli dei del calcio quel giorno, il giorno della semifinale con l'Italia, avevano sputato in faccia ai giocatori olandesi e avevano portato l'Italia e Toldo in palmo di mano, facendo poi il contrario nella finale tra Italia e Francia. Altrimenti forse l'Olanda avrebbe vinto quell'europeo, quantomeno avrebbe fatto la finale, e si pensava che quella squadra, che era rimasta, a parte la guida tecnica da Rijkaard a Van Gaal, che comunque avrebbe recitato un ruolo da protagonista ai mondiali del 2002, nessuno pensava che potesse essere la favorita ai mondiali del 2002, ma di certo nessuno pensava che potesse non arrivare alla fase finale in Corea e Giappone. Tra l'altro, al di là della squadra, adesso vi vado a leggere i nomi dei giocatori, anzi ve li leggo subito, dai fratelli De Boer, Mackay, Hofland, che magari non vi dirà tantissimo oggi se non avete seguito così tanto il calcio in quegli anni, o se siete più giovani. Hofland era uno dei talenti di quella generazione, accostato a grandissimi club, che poi ha avuto tanti problemi fisici e non ha fatto la carriera che ci si aspettava, ma in quel momento era uno dei pilastri dell'Olanda. Stam, Van Nistelrooy, Kluivert, Davids, Van der Sar in porta, Seedorf, Van Bommel, che era anche abbastanza giovane, Overmars, Cocu, Van Hooijdonk, che è un altro che forse non ha fatto una carriera così splendente, ma era un giocatore in quel momento di grande talento, di grande efficacia, un tiratore di punizioni fantastico. E oltre a questo, l'urna è anche piuttosto benevola con gli olandesi, perché li inserisce in un girone con Portogallo e vabbè, l'Irlanda, Eire, l'Estonia, Cipro e Andorra. Si qualifica la prima, la migliore seconda va a fare lo spareggio transoceanico con non si sa chi, e le altre seconde poi si sfidano per gli spareggi. Ora, Olanda e Portogallo si giocano il primo posto, così si pensa, e le altre tanti saluti. Quindi o l'Olanda arriva prima o quantomeno farà lo spareggio con un'altra delle seconde. In realtà l'avvio è abbastanza stentato, perché arriva il 2-2 con l'Eire ad Amsterdam, una partita che poi a conti fatti si potrebbe rivelare anche decisiva per la qualificazione. Poi arriva il 4-0 contro Cipro, tra l'altro con i gol arrivati tutti negli ultimi 20 minuti, quindi non è un'Olanda che sia particolarmente brillante. E poi arriva il KO casalingo contro il Portogallo 2-0, che non fa certo lievitare la classifica degli olandesi. Tra l'altro il Portogallo
viaggia spedito, e l'Irlanda stacca tutte le altre, per cui l'Olanda deve iniziare anche a preoccuparsi di non perdere il secondo posto. Un'altra partita probabilmente decisiva, poi alla fine vedrete la classifica e capirete che questi punti persi risulteranno tutti decisivi, è la partita in Portogallo, dove l'Olanda vince per 2-0 e proprio in zona Cesarini negli ultimi minuti subisce i 2 gol del pareggio. Mi sono scritto anche la data qui per essere sicuro. Il 22 settembre del 2000 c'era stato il pareggio con l'Eire. Un anno dopo, poco meno, il 1° settembre del 2001, c'è la partita decisiva a Dublino che l'Olanda deve vincere assolutamente per non salutare l'accesso alla fase finale dei mondiali. Sono un sacco di polemiche già su Van Gaal, tanti rimpiangono Rijkaard, nessuno si spiega come una rosa così forte non sia riuscita a... non dico a mangiarsi il girone, ma quantomeno a stare lì col Portogallo a giocarsi il primo posto e staccare tutte le altre. Invece incredibilmente un'Olanda trattenuta probabilmente dalla tensione, probabilmente anche dal peso del risultato, mentre l'Irlanda, l'Eire, dice: sai che c'è? Ci davano tutti per spacciati, se non andiamo ai mondiali nessuno ci potrà criticare, se dovessimo fare l'impresa saremmo trattati come eroi. E infatti l'Eire vince 1-0 ed elimina l'Olanda dalla fase finale dei mondiali. È un colpo durissimo per l'Olanda, ma io mi ricordo anche in generale per tutto il calcio mondiale, perché io quando lessi i risultati, poi mi ricordo che vedevo dopo lo speciale che c'era sulla Rai con tutti i gol delle qualificazioni, e dissi: ma com'è possibile, l'Olanda non va ai mondiali? Fu veramente uno shock per tutti. Alla fine il Portogallo e l'Eire arrivano a pari punti 24 e l'Olanda ne ha 20, quindi pensate a quei 2 punti anche con il Portogallo e quei 2 punti con l'Eire nella partita di andata, quanto avrebbero fatto la differenza. Sono esattamente i 4 punti che mancano all'Olanda e che fanno invece le altre. Sarebbe bastato quello per agganciare quantomeno lo spareggio. Lì poi Van Gaal fu cacciato, arrivò Advocat e l'Olanda poi si riprese anche abbastanza bene, arrivando alla semifinale di Euro 2004, ma c'è un buco clamoroso che è quel mondiale del 2002 a cui l'Olanda avrebbe dovuto partecipare da protagonista e che invece si è guardato da casa. Questa è la storia della mancata qualificazione dell'Olanda nel 2002, grazie per avermela ricordata e suggerita. Continuate a suggerirmi le storie, io me le segno tutte e piano piano ve le porto. E iscrivetevi al canale e torno domani.